3 giorni di agonia, Lea, la bimba di Altavilla Vicentina, travolta dal SUV. Domenica, mentre con il papà il fratellino camminava sul marciapiede a Creazzo, a investirla un 50enne ubriaco che aveva perso il controllo del mezzo. Fiori sul luogo della tragedia, da Creazzo ad Altavilla, il dolore e la rabbia delle comunità per la morte della piccola, il 50enne accusato di omicidio stradale. Duplice omicidio di paese, confermato in appello la condanna all'ergastolo per miglioranza al 73enne accusato di aver dato fuoco all'abitazione nella quale morirono la moglie e un'amica di lei. Raggiro del finto carabiniere nel mirino anziani dell'Alto Vicentino, i carabinieri individuano una coppia di truffatori e recuperano re furtiva per oltre 20.000 euro. Venezia è arrivata a un punto di non ritorno coi borseggiatori, le parole del gondoliere Sentinella che tra avvistamenti e corse tra le cali aiuta a sventare i furti. La riforma della giustizia, il rischio è quello del controllo del governo sui PM. Ieri sera a Ring il magistrato Mammucci, sostituto procuratore a Venezia e membro della ANM, sciopero delle toghe confermato il 27 febbraio. 10 bambini in 10 ore, martedì eccezionale all'ospedale di Cittadelle con il reparto di ostetricia, impegnato in 9 parti, uno di questi gemellare. Buonasera, bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Cominciamo subito con le notizie. La cronaca ci porta nel Vicentino perché non ce l'ha fatta dopo 3 giorni di agonia la bambina di 10 anni che era stata travolta da un SUV. Domenica pomeriggio l'automobilista era ubriaco. Non ce l'ha fatta Lea Stevanovic, la bimba di 10 anni che era stata investita domenica pomeriggio col papà e il fratello da un SUV impazzito sul marciapiedi del viale principale di Creazzo. La piccola, subito portata in rianimazione all'ospedale San Bortolo, ha lottato per 3 lunghissimi giorni di agonia contro la morte, ma i danni riportati a seguito del trauma cranico non le hanno dato scampo. Era una bambina solare, gioiosa, quindi conosciuta in tutta la comunità, in parrocchia, a scuola. Da mamma posso solo immaginare questo dolore, da sindaco dico che queste cose non dovrebbero succedere, ma nel momento in cui succedono noi vogliamo essere vicini alla famiglia, dare supporto. Tanti mi hanno chiamato chiedendo che cosa è possibile fare, la scuola stessa. In questo momento stiamo valutando anche cosa faremo, di sicuro indiremo il lutto cittadino. Per Lea in tanti si sono radunati in chiesa a pregare insieme. Ogni sera alle 9 ci siamo trovati qui domenica, lunedì e ieri. La famiglia, pur essendo serba ortodossa, ha comunque scelto questo luogo, questo rifugio, diciamo, credo della fede e della propria provenienza culturale. Ecco, questo che penso che sia importante, che tutti quanti hanno comunque voluto dare il segno, ecco, di una presenza, di una vicinanza e anche dell'affidamento, ecco, qualcosa di più grande che insomma tutti ci abbraccia. Ecco. Per l'autista ubriaco, ben oltre il limite di legge, immediatamente indagato dalla Procura di Vicenza, il capo di imputazione è diventato ora di omicidio stradale. La dice lunga sulla sicurezza, no? Su quello che è appena stato il progetto il cambiamento della legge, dove comunque prevede un tasso alcolico ben più basso. Ora non sta a me giudicare o dire, però certo è che ci vuole un po' più di consapevolezza di chi si mette al volante e che si renda conto se è in grado di guidare oppure no. Le voci del cordoglio da tutta la comunità del Vicentino. A Creazzo, sul luogo dell'incidente dove ha perso la vita Lea, la bimba di Altavilla, l'altra comunità esprime il suo dolore. Il sindaco ha voluto portare subito un primo vaso di fiori. Sì, era importante per me dare questo segnale. È un piccolo fiore, ma proprio per dimostrare la nostra vicinanza, il nostro affetto verso la bambina e soprattutto verso la famiglia, che in questo momento piange un grande dolore. Io speravo in un miracolo, le dico la verità, perché sono 4 giorni che tutti noi proprio come comunità di Creazzo abbiamo una grande tristezza. Io come mamma di una figlia, insomma, avere un dolore così grande fa star male tutti. Notizia che io purtroppo ho già passato per una figlia, anch'io per un incidente, quindi posso capire questi genitori, mi dispiace tanto. Tanto ci vorrebbe un po' più di, non so come dire, per questi signori che bevono, che fanno
Mi dispiace tanto per la famiglia, mi dispiace proprio tanto perché so cos'è. Noi ci troviamo tutti nella famiglia, se ben che non la conosco, però ci facciamo tutti. Subito, una dopo l'altra, le scuole nei 2 comuni hanno issato la bandiera a mezz'asta in onore di Lea. Non conoscevo direttamente la bambina frequentava la scuola primaria, Anna Franca, io insegno alla scuola media, ma all'istituto comprensivo ci conosciamo un po' tutti quanti, e alla notizia della tragedia che è successa già domenica i ragazzini sono rimasti, anche i più grandi che ho io, sono rimasti proprio addolorati, smarriti, perché queste sono cose che non hanno una spiegazione, non dovrebbero succedere. Ecco, a nome della dirigente scolastica, di tutto il personale della scuola, degli insegnanti, dei ragazzi, io mi sento proprio di abbracciare i genitori in questo momento di grandissimo dolore, è un abbraccio proprio affettuoso e la vicinanza nella preghiera. Il dolore è grande, si figuri anche per gli amici, per i bambini. Certo. La bandiera mezz'asta è per lei? Sì, sì, la bandiera è proprio per lei. Un segnale. Sì, un segnale, il minimo che si può fare, poi si sperava un miracolo. Ed è lutto anche nella comunità di Campodarsego. Aveva solo 43 anni e un sorriso dolcissimo Esmeralda Scalzi. Tutta Reschigliano di Campodarsego la piange, unita alla sua famiglia. Mamma di 4 figli, 3 anni e mezzo fa, ottobre 2021, aveva detto addio a Emanuela. 11 anni, studentessa di prima media, la piccola era morta dopo essere stata investita da un furgone in via Pontarola mentre tornava a casa dal vicino parco giochi. Nella chiesa di Reschigliano, che aveva raccolto tutto il paese nell'addio alla giovanissima studentessa di prima media, l'ultimo saluto anche a mamma Esmeralda, che lascia il marito e altri 3 figli. Proprio dal marito il commovente saluto sui social alla moglie: addio vita mia. Ed è caccia al pirata della strada che questa mattina all'alba ha falciato un ciclista sulla strada regionale 11 bresciana. Lo scontro sarebbe avvenuto sulla corsia in direzione Lago di Garda. L'auto dell'investitore sarebbe di colore scuro. Ad allertare il 118 un automobilista in transito che ha notato il ciclista a terra. Si tratta di un 44enne del Ghana portato in ospedale a Borgo Trento in codice rosso. La polizia locale di Verona sta ricostruendo la dinamica dell'incidente anche attraverso le telecamere di zona per rintracciare l'investitore. L'invito dei vigili al pirata della strada che rischia l'arresto è quello di presentarsi al comando. E sono bastate poche ore agli agenti della polizia locale di Villorba per rintracciare la donna al volante dell'auto che dopo aver urtato un uomo in bicicletta si è allontanata senza prestargli soccorso. Agli agenti della polizia locale Postumia Romana che l'hanno raggiunta ha spiegato di non essersi accorta di aver urtato un ciclista facendolo cadere a terra. Per la donna, 40 anni, è scattata una denuncia per omissione di soccorso. Tutto accade la mattina di martedì intorno alle 7:45 quando un uomo, anche lui di 40 anni, in sella alla sua bicicletta, sta percorrendo via Rosselli nella zona industriale di Villorba per raggiungere il posto di lavoro. All'improvviso il ciclista viene accidentalmente urtato da un'auto e cade a terra. Soccorso dai sanitari del SUEM, viene trasportato in pronto soccorso, per lui diverse contusioni, fortunatamente non gravi. La vettura dopo lo scontro, anziché fermarsi, prosegue la sua corsa. Sul posto arrivano gli agenti della locale che iniziano le indagini che in poche ore permettono di risalire all'auto coinvolta nell'incidente e alla donna che sarebbe stata al volante e che ha dichiarato di non essersi resa conto dell'accaduto mettendosi a piena disposizione dei vigili. Nei suoi confronti è scattata la denuncia mentre la vettura è stata posta sotto sequestro. Un plauso va alla polizia locale perché appunto è arrivata sul posto in primis per soccorrere il malcapitato e subito dopo ha inviato l'indagine per trovare il responsabile di questo incidente. In poche ore, grazie anche alla nostra videosorveglianza presente nel territorio, è stato possibile raggiungere il veicolo che ha provocato questo incidente. E il comune di Villorba sta investendo ulteriormente sui sistemi elettronici in città. Abbiamo già finanziato altre risorse per altre 10 telecamere, di cui 7 saranno dei lettori targhe. Rogo di Castagnole, la Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha ribadito la sentenza di primo grado ergastolo per Sergio Miglioranza. Finalmente un altro tassello è stato aggiunto, come dicevo, a questa storia che è un po' infinita comunque. Però sì, contenta del risultato. Adesso
probabilmente ci sarà la richiesta per la Cassazione da parte della difesa, quindi speriamo che entro fine anno si possa chiudere questa storia, perché per me, per la mia famiglia, ma anche per le due donne che sono già quasi 5 anni che non ci sono più. Era in aula Martina Sandre, figlia di Fiorella, quando la Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha confermato l'ergastolo per Sergio Miglioranza, il 73enne accusato del duplice omicidio della moglie Franca Fava, 68 anni, e della sua migliore amica Fiorella Sandre, 74, entrambe morte nel rogo della loro abitazione di via Feltrina a Castagnole di Paese. Anche per il secondo grado di giudizio non ci sono dubbi sulla colpevolezza dell'uomo, sul fatto dunque che sia stato lui ad appiccare le fiamme alla casa con le due donne dentro quella maledetta notte del 10 giugno 2020, e questo allo scopo di intascare i 280.000 euro dell'assicurazione. 11 punti di innesco contati dai pompieri, che fin da subito parlarono di un incendio doloso violentissimo nella dinamica. In 8 minuti la devastazione, con Franca e Fiorella, che avevano già qualche problema di deambulazione, rimaste intrappolate in un inferno di fuoco. Le vie d'uscita, altro elemento, erano state bloccate con del materiale. Martina Sandre oggi racconta di quella madre sempre presente che aveva deciso di vivere con l'amica Franca per aiutarsi vicendevolmente. Anche per lei l'incriminazione di Miglioranza fu all'epoca uno shock. La notte stessa sono andata anche in ospedale io, mentre i vigili facevano il loro lavoro, giustamente, che anzi ringrazierò sempre. Quindi ho parlato anche con lui, lui mi ha detto che praticamente stava cercando di portare via delle bombole, stava cercando di uscire. E più volte in quasi 5 anni di indagini e processi quell'uomo se lo è ritrovato davanti. Ogni volta lo guardo con indifferenza, perché secondo me non ha neanche senso arrabbiarsi perché alla fine non è un uomo, perché se fosse stato uomo avrebbe cercato di aiutare le due donne. Per me è un uomo che non vale niente. Il perdono, c'è spazio per il perdono in questi casi? Per quanto mi riguarda no, perdonare no. Essere indifferenti sì. Avevo solo lei come famiglia, mia mamma era ragazza madre, mi ha tirato su da sola, non mi ha mai fatto mancare niente, quindi ho perso praticamente una parte di me, perdendo lei ovviamente. Truffa del finto carabiniere, vittime 2 anziane dell'Alto Vicentino. Si è conclusa con l'arresto di un uomo di 38 anni e la denuncia di una donna di 26 per la truffa del finto carabiniere a danno di persone anziane, l'operazione dei carabinieri di ieri. Tutto è partito da una serie di segnalazioni arrivate alla centrale operativa di Schio da parte di anziani che riferivano di aver ricevuto telefonate sospette in cui uno sconosciuto, spacciandosi per carabiniere, le allertava su un presunto incidente stradale in cui un loro familiare risultava coinvolto, invitandoli poi a consegnare una somma di denaro per un fantomatico risarcimento. Una tecnica che, incrociata alla segnalazione ricevuta dai militari di Valdagno, era stata messa in pratica poco prima ai danni di un'anziana di Trissino che aveva consegnato 1.500 euro in monili d'oro. Di qui la ricerca dell'auto dei due, che è stata rintracciata, e poi la caccia all'uomo che ha tentato la fuga nascondendosi in un treno. I vari servizi disposti nel territorio in base alle indicazioni ricevute dal comando provinciale, volte appunto a infrenare questo tipo di fenomeno, consentiva a una pattuglia di rintracciare la macchina in uso a questi 2 malviventi. A bordo vi era una donna in sosta all'interno della macchina, e in quel frangente, durante le fasi identificative, i militari notavano appunto che un uomo usciva da un'abitazione di un'anziana e si dileguava, fuggiva a piedi. L'attività dei dispositivi di controllo del territorio ci consentiva di rintracciare immediatamente l'uomo, che si era nascosto a bordo di un treno in partenza dalla stazione ferroviaria di Schio, e dove tra l'altro aveva abbandonato anche la refurtiva asportata all'anziana di Schio, consistente in circa 20.000 euro di monili d'oro. Di qui l'invito dell'Arma a consultare il decalogo messo a punto dal comando provinciale e, in caso di telefonate sospette, a contattare il numero per le emergenze. Varie sono le campagne informative dell'Arma, che è intrapreso in tutto il territorio anche dell'Alto Vicentino, proprio per prevenire questo tipo di fenomeno. Tra l'altro anche il comando provinciale ha pubblicato anche dei vademecum che sono stati diffusi in tutti i territori della provincia, proprio per dare dei consigli alle persone anziane. Ovviamente nel caso in cui si riceve a casa una telefonata da presunti carabinieri, l'invito sempre da parte dell'Arma è di contattare immediatamente il numero di emergenza 112 per segnalare l'evento.
A Venezia la storia del gondoliere sentinella che quando riesce ferma i borseggiatori. Stavo facendo il mio lavoro appunto vicino al ponte dell'Accademia e ho adocchiato questi borseggiatori che ormai conosco a memoria, che vicino al pontile del Vaporetto stavano puntando una signora che avrà avuto circa 75 anni, quindi indifesa. Da lì le ho seguiti un attimo con gli occhi e ho visto che appunto sono partiti con una carta di credito in mano. Da lì sono corso, come ha corso molto anche lui. Dopo circa 200 metri sono riuscito a fermarlo senza fargli niente. Si è fermato lui da solo perché ha visto che appunto correvo più di lui. Mi ha consegnato quello che aveva preso, la carta di credito. I borseggiatori che imperversano a Venezia, ormai Riccardo Caenazzo, gondoliere e regatante, li riconosce a distanza e quando li vede in azione non esita a intervenire, proprio come ha fatto ieri mentre era sulla sua gondola, una sentinella dei borseggi, anche perché il gondoliere conosce ogni angolo della città. I gondolieri, ripeto, sono sempre stati un po' i guardiani, sono sempre stati quella figura che è stata identificata proprio per la divisa che hanno e per il mestiere millenario che fanno qui a Venezia, come persone che aiutano sempre, diciamo, sia la popolazione veneziana, sia i residenti e i turisti. Episodi da raccontare purtroppo Riccardo ne ha molti, così come molta la rabbia nel constatare che i borseggiatori restino impuniti. Prima, bene o male, la situazione era un po' più tranquilla, almeno sembrava a me. Però adesso, gli ultimi 4-5 anni, proprio un punto di non ritorno, secondo me, purtroppo. Sono dei criminali che vengono tutelati, non possiamo farci niente. Più che fermare e sventare la rapina, altro non si può fare, neanche chiamando le forze dell'ordine, purtroppo. Gli appelli, anche da Lady Pickpocket, sono sempre gli stessi. Leggi più severe per queste persone, non c'è altro da fare. Leggi più severe, che siano donne, che siano uomini, bisogna fare qualcosa. C'è stata anche un'interpellanza fatta dalla Regione di mettere dei presidi sui pontili. Allora capisco la cartellonistica, ma ci sono dei pontili come Piazzale Roma, Ferrovia, Accademia, Fondamente 9, Calle Valaresso, che ci deve essere qualcuno a presidiare. Cambiamo argomento, ospite ieri sera a Ring il sostituto procuratore di Venezia Mammucci, rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati per la corrente magistratura indipendente di area centrodestra. Le sue parole per spiegare i motivi del no alla riforma della giustizia. Lo sciopero è confermato, ma siamo allo stesso tempo fiduciosi che l'incontro con il governo possa, come dire, far fare un passo indietro allo stesso rispetto alla riforma in atto. Aperti al dialogo, ma solo per chiedere al governo di ritirare la riforma sulla separazione delle carriere. Questo è l'obiettivo che si è data l'Associazione Nazionale Magistrati anche all'indomani dell'elezione del suo nuovo presidente Cesare Parodi, espressione della corrente magistratura indipendente di area centrodestra, ma che comunque si impegnerà nel prossimo incontro con Nordio per chiedere un dietrofront. Solo eliminandola si può ritornare a una situazione in cui noi possiamo spiegare quali sono eventualmente le riforme che andrebbero fatte, perché nessuno dice che tutto va bene, ma dateci voce. Così il procuratore veneziano Ermindo Mammucci della medesima corrente, ospite sul Ring di Ferdinando Avarino. Esclude Mammucci che PM e giudici possano influenzarsi a vicenda solo perché afferenti allo stesso gruppo, ma soprattutto avanza l'ipotesi pesante che aleggia tra i magistrati. Questa riforma, si ricordi, non sarà fine a se stessa. Il motivo per il quale questa riforma avviene, ovvero quella di separare il pubblico ministero dai giudici, è perché poi ci sarà successivamente un'ulteriore riforma, e questo lo dicono tutti i magistrati, che sottoporrà il pubblico ministero all'esecutivo. Così come avviene in Francia, un'ipotesi caldeggiata nonostante il fermo diniego del ministro della giustizia Carlo Nordio. Perché le ho spiegato che i motivi che vengono addotti oggi a questa riforma non ci sono. Cioè se voi mi dite che la riforma viene fatta per evitare un trasferimento di funzioni, il trasferimento di funzioni non c'è. Se voi mi dite che questa riforma viene fatta perché si ha paura che una richiesta di archivio...
non corrisponde alla realtà. Il procuratore, che nel corso della puntata ha esplicitato come sia distorta l'immagine della categoria, non siamo una casta, ha detto, lavoriamo giorno e notte e anche i weekend per garantire una giustizia più veloce, manca però il personale amministrativo. Tu puoi anche avere una Ferrari, ma se poi non hai il personale, se non hai la benzina, quella Ferrari rimane in garage. 10 bambini in 10 ore, è stato un martedì eccezionale all'ospedale di Cittadella. Non si sono curati della luna e nemmeno del superlavoro le 5 femminucce e 5 maschietti nati in poco più di 10 ore tra le 9:11 minuti e le 19:42 di martedì 18 febbraio nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Cittadella. Una maratona della vita, così l'hanno ribattezzata gli operatori sanitari che hanno assistito i 9 parti. Ebbene sì, tra i 10 neonati 2 sono gemelli, avvenuti in modo naturale o con taglio cesareo. Un'organizzazione certosina per medici, personale ostetrico e OSS che salutano con doppia mano un martedì davvero unico in un paese come il nostro che tutti i giorni si trova ad affrontare l'inverno demografico. Buona vita a queste 10 creature, alle mamme e ai papà. Un ultimo dubbio: che avessero tutti fretta di nascere sotto il segno dell'acquario. Ed è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti. L'augurio di una buona serata, arrivederci.